Zelkor presenta Incontro in chiesa. Letto da Audiolibri La locanda della tormenta. Buon ascolto. Quel che mi accadde 25 anni fa lo raccontai solo a mia moglie, dopo 6 o 7 anni di matrimonio. Lei è una donna pratica, con entrambi i piedi ben aderenti al terreno. Eppure non mi prese in giro né mise in dubbio la mia parola. È passato tanto tempo, ma il ricordo è ancora limpido. Le immagini risaltano nitide e zampillano subito fuori appena scavo nella memoria, almeno nella misura in cui un evento del genere può considerarsi definito. Io stesso, che l'ho vissuto in prima persona, non so trovarvi una spiegazione, un senso o anche solo un perché. Fu come se, per un istante, il velo della realtà consueta si fosse scostato, permettendomi una fugace ma spiazzante visione di quanto vi si annida sotto. Ripensandoci, provo solo confusione, stordimento, oltre che un terrore insondabile. Era inverno, quasi Natale. Rivedo il paese decorato di luci, le ghirlande d'agrifoglio e gli alberi addobbati dietro le vetrine. In effetti, sulle prime pensai che quella luce rossa in cima alla salita fosse appunto una decorazione natalizia. Stavo andando in macchina, uscendo dal centro abitato per seguire la strada che, inoltrandosi nei campi e nei boschi per quasi 10 chilometri, mi avrebbe portato al bar dove 2 sere a settimana andavo a bere e a giocare a carte con la compagnia. La prima sera ci feci caso solo distrattatamente. La statale si biforcava e un suo ramo si sollevava in una salita, la quale, perdendosi tra le querce e i frassini, si inerpicava sulla collina, dove sorgeva un'antica chiesa che veniva usata molto di rado. Il mio sguardo diede solo un'occhiata veloce. Mi domandai che senso avesse addobbare una vecchia chiesa in mezzo al nulla, ma tale considerazione fluì via, trasportata dalla corrente di nuovi pensieri. Al ritorno neanche mi diedi la pena di alzare gli occhi. Fu solo la settimana dopo, mentre rincasavo verso le 2 del mattino, che accadde il fatto responsabile di tanti incubi. Forse, se la nebbia non fosse calata sulla collina, non avrei notato quello strano bagliore rossastro, ma tale luce si impigliava nella bruma, intrappolata nella sua garza fumosa e impalpabile. Questa volta la curiosità fu tale da indurmi a rallentare e procedere a passo d'uomo. Non si trattava dello sfarfallio festoso ed eccitato di un'illuminazione natalizia e neanche di una luce intermittente. Era un bagliore costante che si allargava e contraeva, pulsando con un ritmo molto lento. Pensai a un falò, ma scartai l'idea nel momento preciso in cui la formulai, troppo regolare e troppo intensa. Parcheggiai a bordo strada, lo sguardo puntato alla sommità della salita. I rami contorti degli alberi si stagliavano nitidamente contro quella luminosità e anche lo svettante campanile della chiesa ne era irradiato. Cosa diavolo era? Il colore mi lasciava perplesso. Non era né rosso né scarlatto, ma di una tinta diversa, una sfumatura che ricordava un denso porpora nebuloso, con un lieve, quasi impercettibile tocco di viola. Si spargeva come un alone uniforme senza raggi. Pigiando sul pedale dell'acceleratore, curvai e imboccai la salita. Le ombre scheletriche degli alberi che scivolavano sul cruscotto. Non avevo paura, non ancora. Le mie azioni erano guidate dalla pura curiosità. Veli di nebbia offuscavano la visuale, esalando dall'asfalto come spettri laceri e fluttuanti, tingendosi di quella insolita luce palpitante che avvolgeva la sommità della ripida salita. Mi trovai di fronte alla chiesa, eretta quasi sul bordo della china boscosa, laddove la strada faceva ansa. Diressi l'auto fino allo spiazzo ghiaioso antistante l'edificio e spensi il motore senza staccare gli occhi dal parabrezza. La luce proveniva dal dentro della chiesa, eruttando a fasci e fiotti dalle finestre, dalla torre campanaria, dagli interstizi del tetto e del grosso portone, illuminando i dintorni come se un piccolo sole stesse dissipando le tenebre.
Ancora mi domando perché, invece di dare ascolto all'improvviso panico che quella visione generò in me, non scappai in quel momento, preferendo scendere dalla vettura e ammirare quello strano spettacolo incomprensibile. Mi incamminai verso la chiesa, inglobato da quella luminescenza che si spargeva tutta intorno, simile a una bolla gigantesca, incrostando di rubini la neve e avvampando di porpora la bruma in sospensione. Strane sensazioni mi avvinsero. Quella luce era percepibile sul viso al pari di qualcosa di brulicante, di vivo e sinistro. L'avvertivo scorrere sulla pelle come un tocco verminoso, il sentore di animali ciechi e striscianti che tentassero di trovare ricovero nei pori della mia cute, e sebbene fosse atroce, questo non fermò il mio passo. Il portone era chiuso, cadente, pieno di spiragli e fori dai quali la luce sfuggiva in lame e raggi color ferita infetta, abbaglianti. Mentre mi accostavo, battendo le palpebre per quel lucore intenso, mi avvidi che dall'interno della navata proveniva un suono che mi gelò il sangue da quanto era insolito. Non era una voce, ma più l'eco cupo di essa, senza però che potessi udire la fonte primaria di tale rumore. Accostando l'occhio a una delle fessure nel battente, lo vidi. Cos'era non lo so. Ne intravedevo la sagoma scura immersa in quel potente bagliore porpora che annegava la chiesa, avvolgendo tutto in una lucentezza crudele, accecante e vibrante. Panche, altare, statue non si vedevano e le colonne erano ridotte a ombre filiformi. Al centro, come un papa grottesco, stava quella cosa, i cui contorni si sbavavano nella luce, diventando indefiniti. Era molto alta, il corpo avvolto in una sorta di tunica, o forse un mantello che pareva di cuoio, tutto grinze e pieghe, che gli si raccoglieva attorno ai piedi. Un collo sottile innalzava una testa grossa, lucida come una bolla di vetro soffiato. Sulla sua liscia superficie si contorcevano i riflessi del lampo che palpitava nella navata. Il mio cuore era in fibrillazione, il panico mi stava mangiando vivo. Eppure rimasi lì a sbirciare quella cosa attraverso il buco. Non ero in grado di smettere. L'occhio mi bruciava e lacrimava, irritato da quei balenii, ma non staccai lo sguardo, stregato da quell'essere magnifico e allo stesso tempo terrificante. La luce parve esplodere senza un suono, inglobando tutto per 2 o 3 istanti, prima di contrarsi su se stessa e ridursi a meno di una fiammella misera al centro di quel buio improvviso, per poi spegnersi. Sussultai, osservando le tenebre nelle quali forme verdastre, impresse dalla luce sui miei occhi, ancora galleggiavano. Avvertii la pelle d'oca e una presenza alle mie spalle. Mi volsi con lentezza, spaventatissimo, ma in un certo qual modo anche rassegnato. Dietro di me, piegato leggermente in avanti, c'era qualcosa che ora non so descrivere, ma che nel modo più assoluto non era un essere umano e non assomigliava a nulla che esiste nel nostro mondo. Ebbi appena il tempo di vedere il mio viso riflesso nella superficie che gli faceva da faccia, prima che un ovattato sfrigolio mi saturasse le orecchie, unito alla sensazione di scivolare in basso, mentre una nube grigia mi nascondeva l'orrore che avevo di fronte. Quando mi destai, ero in camera da letto. Non conservavo il minimo ricordo di essere salito in auto e aver guidato fino alla mia abitazione. Malgrado ciò, non poteva essere stato un sogno. Indossavo ancora gli abiti coi quali ero uscito, e l'occhio era chiuso e dolorante, offuscato di lacrime catarrose. Quando mi guardai allo specchio, per poco non urlai. Le palpebre erano valve gonfie, grinzose e infiammate, tra le quali il bulbo sporgeva come un acino d'uva rosso sangue. Impiegò più di 1 mese a guarire del tutto, e il medico non riuscì mai a capire di cosa si trattasse. Ogni tanto mi sveglio la mattina e quell'occhio è gonfio, irritato e incrostato di cispa. Talvolta invece, specie se sto viaggiando in macchina di notte, mi pare di non essere solo
e con un tuffo al cuore rivolgo il mio sguardo allo specchietto retrovisore, sempre convinto che incontrerò il viso di quell'essere. Ma non è mai accaduto. Mi è capitato di percepirlo nella radio e nella televisione, persino mentre parlo al cellulare. Un suono lontano, l'eco di una voce senza una voce. Forse è solo suggestione, l'effetto del trauma che rimbomba nel mio inconscio. Forse. Non ho mai scordato quella notte, e forse neanche quella cosa si è scordata di me. Non so dire cosa sia, chi sia. Se la vidi per caso e si mostrò a me per chissà quale inimmaginabile intento. Ma sento che ci rivedremo. Prego Dio che non accada. Lo prego ogni giorno, da 25 anni. Fine.